Allora, stiamo riprendendo il filo del discorso che avevamo interrotto, sempre con Alessandro Gerotto, che è AD della Gerotto Federico SRL, un'azienda del settore edile e metalmeccanico. Infatti, edile da un lato, metalmeccanico dall'altro. Vi siete sviluppati nel settore metalmeccanico per necessità, per cui c'è una compagine dei vostri lavoratori che appartiene a quest'ambito metalmeccanico. Quindi non è soltanto edilizia. Sì, abbiamo dovuto per forza di cose cercare di mutare l'azienda. Anche diversificare in qualche modo. Andando a lavorare sempre sulla solita partita IVA, però andando a creare una nuova business unit che andasse soprattutto a seguire le volontà del mercato e dei clienti, perché la maggior parte delle cose e degli grandi sviluppi vengono forzati dai clienti ed è il lavoro dei commerciali portare a casa queste idee. Cioè ascoltare quello che viene mutuato dai commerciali e che è una richiesta da parte della clientela, quindi e accettare la sfida. Accettare la sfida e soprattutto avere dei clienti che capiscono le nostre emozioni, che vedono la nostra passione e anche quella voglia un po' pazza di creare qualcosa di nuovo. E le dico subito che in Veneto si può fare questo perché abbiamo un tessuto di aziende piccole e molto specializzate che è unico nel mondo. Quindi questo environment noi non possiamo crearlo da un'altra parte, solo in Veneto e solo in questa parte del mondo che noi troviamo questa combinazione di, per esempio, tessuto che va a lavorare l'acciaio inox, un automotive molto spinto soprattutto sulla parte elettrica ed elettronica, poi abbiamo un tessuto particolarissimo sulla gomma, dove abbiamo il top della qualità. Perché tutto questo serviva anche alla vostra azienda, queste partnership? Serviva riuscire a sviluppare un qualcosa che sono questi robot che hanno all'interno della meccanica e dell'idraulica, e qua tutto quanto il comparto dell'idraulica con motore, pompe, tubi, poi abbiamo la parte elettrica ed elettronica che adesso ovviamente sta andando a velocità importanti perché sta sfociando tutto sulla sensoristica e soprattutto sul machine learning e sull'intelligenza artificiale. Eccolo qua, questa è l'ultima union, diciamo, della vostra azienda, no? Sì, che si chiama Robotics. Questa che sto spingendo sarà più o meno quello che la chiamiamo rivoluzione copernicana del futuro, perché è l'ondata che sta arrivando con l'intelligenza artificiale che noi non riusciamo a controllare perché veramente ci sta invadendo da tutte le parti. Ma averne paura, Presidente, sì, mi chiamo Presidente, dai, facciamo così, averne paura come alcuni perché ci potrebbe sopraffare se non sappiamo in qualche modo governarla, o imparare da subito a sfruttarla al meglio per tutte le potenzialità che può dare, secondo lei? Allora, perché qui siamo in un filo di... Allora, proprio per questo noi stiamo facendo un percorso insieme con la Facoltà di Teologia, con l'UniPD, per cercare di capire anche come andare a prevedere determinati tipi di problematiche. La realtà è che se non abbiamo la parte etica e morale sviluppata nella maniera corretta, soprattutto adesso che si stanno creando i nuovi regolamenti, ovviamente possiamo venire travolti da tutto quello che sta succedendo. L'intelligenza artificiale, se lei chiede all'intelligenza artificiale come si fa a risolvere i problemi del traffico a Padova, l'intelligenza artificiale ti dice elimina i padovani. E così dobbiamo capire anche che questa può essere una visione. È chiaro che se gli chiedo come risolvere i problemi dell'INPS, capite bene quale sarà la risposta. Ma mettiamo gli stessi algoritmi, dobbiamo cercare. Gli algoritmi vanno a regolamentare per esempio i prezzi del mercato di determinati ambiti, adesso siamo nel settore turistico per esempio, e possono portare a dei prezzi insostenibili per gli stessi italiani per i quali dovrebbero invece lavorare a favore, no? Quindi ti trovi... Ci sono delle regole basi che probabilmente devono partire come degli assiomi su regole etiche, morali. Qualcosa che viene dal profondo della morale e dell'etica e ovviamente anche qui è fonte di discussione che non è assolutamente compito mio farlo, però noi possiamo incentivare perché quello che sta succedendo è che nei cantieri, essendoci anche una grande mancanza di
di manodopera. Quello che avverrà nei prossimi anni è sempre di più avere delle soluzioni sempre più modulari per l'edilizia, che vengono montate da dei macchinari o da dei robot, oppure da dei dipendenti, dei collaboratori che non sono neanche più dei muratori, ma sono delle persone che riescono a lavorare con l'iPad e che riescono a gestire per esempio il cantiere, che sarà completamente automatizzato. Questo comporterà a una costificazione giornaliera di quelle che sono le operazioni delle lavorazioni, comporterà sicuramente quello che è un sistema informatico più importante e anche delle ditte diverse. Quindi la sfida che arriverà, la domanda è: fra quanto arriva? Secondo me in 5 anni siamo già pronti. Bravissimo. Quindi vuol dire che dobbiamo muoverci sì, a capire questa ondata che sta arrivando, che ci travolgerà, perché guardate che basta dare un'occhiata all'estero per capire come già vengono emesse le gare di appalto, come viene richiesto una certa rendicontazione all'interno dei cantieri. Anche il vostro lavoro di giornalisti o altri tipi di lavoro degli avvocati saranno soppiantate completamente da queste tecnologie, e il tema vero è cosa faremo fare a queste professioni. Cominceremo a parlare di ozio, forse, cioè di tanto tempo libero che dovremo cercare di utilizzare in maniera diversa. Ci sono tanti video adesso anche su TikTok di fabbriche che sono state convertite completamente all'automazione, molto spinta con l'intelligenza artificiale. Il tema vero è come faremo a mantenere lo stato attuale, soprattutto pro capite, che abbiamo. Quindi la sfida sta arrivando, dobbiamo avere il coraggio di capire, di aprirci a questa tecnologia, perché arriverà prima o dopo e molto più veloce di quanto ci aspettiamo. Ci aspettiamo, però appunto come dicevo prima bisogna stare attenti che non travolga il sistema stesso, cioè che poi non sia che non crei un qualche cosa che non è più consono per chi ci vive, perché alla fin fine tutto funziona dal momento in cui io ho dei fruitori di questi servizi, di questi beni, perché poi se non esiste un target di fruitori ho poco da fare. Ma no? diventa automatico, perché anche adesso allora, quando va in ospedale o va a chiedere dei pareri medici, adesso c'è la possibilità di confrontare la propria lastra oppure i propri esami con miliardi di altre lastre nel mondo, quindi l'esito sarà molto più veloce, e la stessa cosa succederà su tutti quanti gli altri ambiti. È chiaro che abbiamo un'amministrazione pubblica che è ancora lenta e che sta cercando di rincorrere questo cambiamento, ma sta arrivando. E c'è un sistema soprattutto di debito italiano che probabilmente non ci permetterà di decidere liberamente quelle che saranno le manovre politiche dei prossimi anni. Una grande sfida relativa per esempio al cambiamento climatico, che ci fa un attimo stare con i piedi per terra e ci fa capire che poi la natura va anche rispettata. Sì, quindi sono tanti temi che stanno arrivando avanti. Io ho la fortuna di fare questo servizio civile, che così lo chiamo, il mio lavoro su Lance, che va ancora una volta ad essere quella cerniera sociale, così la amo chiamare, che va a unire la parte delle imprese alla politica, perché noi dobbiamo cercare di dare sempre più possibile informazioni di come sta cambiando il mondo del lavoro. Ma vi sentite come lei, come rappresentante della categoria dei costruttori edili a livello regionale, compresi, ascoltati a volte in queste idee che uno può dire anche sono visionarie, perché se parliamo della categoria non tutti gli imprenditori sono illuminati, non tutti sono favorevoli, non tutti sono giovani e non tutti sono favorevoli anche ad accogliere certe novità che sono un po' stravolgenti, quindi c'è un po' di ritrosia come sempre. Oppure secondo lei c'è tanto ancora da fare a livello proprio culturale per far fare il salto di qualità, di comprensione? Beh, noi viviamo in un paese preistorico, quasi giurassico dal punto di vista delle strutture, dai funzionari pubblici a quelle che sono le strutture che sono nate in epoche diverse. Noi dobbiamo avere il coraggio di spingere i giovani, io mi ritengo tale, e che abbiano la possibilità soprattutto di esprimersi, perché non è possibile che abbiamo ancora una classe di dirigente molto vecchia, e quindi come fa una persona a 80 anni a pensare al mio futuro?
o il futuro Ma non è miei solo la figli. classe dirigente, ne parla a livello politico, che però tutto sommato si è anche abbastanza svecchiata, ma io penso anche a livello imprenditoriale, la maggior parte, voi avete fatto come azienda, avete fatto un passaggio epocale, il passaggio del testimone. Comunque il presidente è ancora suo padre, insomma tutto sommato c'è ancora dentro, ed è anche giusto che una persona se resti attiva, invecchiamento attivo, noi parliamo sempre di invecchiamento attivo, quindi ben venga, però la maggior parte delle aziende nel Veneto hanno una connotazione padronale, dove comunque la figura del factotum e vuole essere tale, è sempre una persona anziana, 80 anni. Sicuramente sì, e non va via. Io ne parlavo con altri suoi imprenditori, colleghi imprenditori in altri ambiti, che riconoscono che il padre, il genitore ottantenne, è ancora in azienda e vuole avere l'ultima parola. Non è semplicissimo, ed è un deterrente per i giovani talenti che così scappano all'estero perché non accettano questi meccanismi. È così o non è così? Allora è quasi così, però tutto ha un tempo. Questa mancanza di lungimiranza sta portando anche adesso, dai numeri che stiamo vedendo, a una moria di imprese che magari muoiono, che non sono indebitate ma non hanno un passaggio generazionale. Gli operai non possono prendere il posto di chi sta dirigendo l'azienda, e i figli vanno via. Perché vanno via, chiudono e si perde una grande capacità del saper fare, che è tipica del Veneto. Il problema è che il Veneto, soprattutto gli imprenditori veneti, hanno pensato troppo a lavorare ma non al lavoro dell'ultimo miglio, cioè quel lavoro di politica pura, apartitica, che doveva tanto tutelarli, perché il Veneto ha sempre lavorato come locomotiva d'Italia. A me dispiace vedere che ci siano queste contestazioni sull'autonomia, che è giusto o sbagliato che ci sia, però ci mette davanti comunque a un cambiamento. E vanno discussi i cambiamenti devono essere però anche capiti e devono essere spiegati soprattutto ai giovani, perché il futuro sono loro, e se non lavorano, se sono a casa oppure stanno pensando di andare all'estero, soprattutto a farsi una famiglia, cioè noi abbiamo sbagliato veramente tutto. Qua ci allacciamo a un'altra questione che comunque vi riguarda vicino, perché il settore dell'edilizia non è esente da questa problematica di trovare giovani che lavorino nelle aziende, quindi in settori molto particolari. Immigrati, le rispondo subito, il futuro è solo sugli immigrati. Ma come fa l'immigrato che viene da un'altra realtà in 448 a abbracciare una professione dove dovrà programmare? Glielo spiego io. Noi abbiamo fatto il progetto GOL con ANCE, dove abbiamo inserito tantissimi ragazzi che arrivavano dall'Africa, c'era chi richiedenti asilo, altre problematiche, però hanno già cominciato inserendoli nelle nostre scuole edili, facendogli fare il corso di alfabetizzazione, facendogli fare dei corsi per imparare a lavorare, e tra l'altro loro sanno benissimo il francese e magari molti l'inglese. Il problema è nostro, che non sapevamo come comunicare con loro, perché adesso ci sono delle scuole guide anche qui a Padova che stanno facendo la scuola guida in francese a questi ragazzi che stentano a imparare l'italiano per la sicurezza, visto che ci sono hanno capito subito come si doveva lavorare. Il nostro è un contesto stradale, anche pericoloso, ma ho visto che come movieri lavorano molto bene, soprattutto hanno una paga dignitosa, perché bisogna pagarli in maniera corretta, quindi con l'applicazione del contratto edile, con la tutela di tutte quante le norme, spiegandogli che cosa dovevano fare. Sa qual era la cosa che a loro piaceva di più? È che erano stupefatti di andare in trattoria ad avere primo e secondo contorno, dolce caffè, 15 euro, 12 euro. Loro non avevano mai visto i spaghetti fatti così, e hanno detto: Madonna, quanta abbondanza. E effettivamente io resto stupito di come certe cose che per noi sono basilari, quasi dei diritti. Sì, esatto, però per il giovane nostro, per suo figlio, non è più attrattiva una cosa del genere. No, per 1.300 euro, 1.400, 1.500, 1.800, 1.900, vediamo questa cifra qua. La nostra non vive più. paga base è attorno all'ultima cifra che lei ha detto. Però per un nostro giovane che vuole magari accendersi un mutuo, che vuole fare famiglia, non è pensabile. Non è pensabile, e quello è il problema. Cioè non siamo più un paese per i nostri giovani, allora. Ma siamo noi che vogliamo che loro studino e che diventino professori, avvocati, preti o dei studiosi o professori dell'università. In realtà nessuno di questi lavori adesso è più attrattivo come una volta.
e avremo bisogno di medici, avremo bisogno di persone che però abbiano la volontà di fare determinati lavori. La realtà è che abbiamo bisogno di elettricisti, idraulici e camionisti, autisti che non troviamo. Sì, certo, non li troviamo, comunque è vero anche adesso come la realtà di Milano, che è il paradosso, no? Hanno bisogno degli autisti per la metropolitana anziché per i mezzi, soltanto che un autista o di infermieri con la paga base, che sarà anche di 1.800, anche 2.000 euro, qualcosa non vivono a Milano. Non possono vivere a Milano, nell'Interland milanese, la stessa è da noi, si parla di affitti alti e una persona che viene qua da noi, una volta che si è inserita, con quelle cifre non può permettersi un affitto di una casa, ma neanche comprarsela più perché i mutui sono insostenibili, quindi secondo me è anche un problema di retribuzione in generale, cioè un ragazzo non andrebbe a lavorare a Berlino, ma se ne starebbe bene, bello anche a Campodanno. Di retribuzione netta. Retribuzione perché netta, la lorda certo. comunque è alta. No, ma retribuzione netta, per cui questo vi coinvolge come imprenditori, come anche ANCE Veneto, ANCE Nazionale, ma il settore ANCE potrebbe essere di Confindustria, per il famoso taglio del cuneo fiscale. Abbiamo dei contratti troppo vecchi, risalenti al dopoguerra, con delle strutture di tutela che probabilmente devono andare a essere rivisitate se vogliamo diventare ancora competitivi, attrattivi. Comunque guardate che queste cose si fanno con il dialogo, e soprattutto parlando con persone che sanno cosa stanno dicendo. Io vi dico che Padova è una città bellissima, è una città di secondo livello, quindi non è come Milano, qua già si vive meglio, ci sono molti ragazzi giovani che possono venire ad abitare a 15 minuti dal proprio posto di lavoro. E questa è l'idea di andare a costruire qualcosa di nuovo che era tipico per esempio dei nostri paesetti di una volta, dove c'era ancora di nuovo la chiesa, il capannone e il luogo dove abitare. E l'altro aspetto, che però voi, se non erro, e lo chiedo, avete lavorato in azienda, è il famoso welfare. Intanto, finché non si taglia definitivamente in modo strutturale il cuneo fiscale, perché qualcosa questo governo ha fatto obiettivamente, però non in modo definitivo, per avere una busta paga più consistente, senza che gli imprenditori debbano mettere più soldi che non ce n'è, sembra, oppure tagliano la propria marginalità, vabbè, ma crescono meno, è quello del welfare aziendale. Sì. Voi avete guardato al welfare aziendale? Sì, l'abbiamo guardato, sta funzionando, è incentivante, però dobbiamo... Piace o no? Allora va capito e piace, chi ce l'ha non fa fatica a tornare indietro. È chiaro che quello che pesa di più nei salari e in tutti gli operai è il fatto che molte spese non possono essere dal punto di vista fiscale detratte, c'è stata molta confusione con i bonus, c'è chi non ha avuto la possibilità di fare il 110 e ha ancora una casa dove spende tanto di gas per esempio per scaldarci, c'è ancora tanto lavoro da fare e infatti le nuove leggi che verranno fuori per le case green secondo me andranno sempre di più a supportare chi di fatto sta pagando le tasse, che è il ceto medio, il ceto che lavora e che dal punto di vista fiscale ha capienza. Quindi potrebbe essere questa l'escamotage, la via d'uscita? Secondo me sì, ci saranno delle prossime manovre che ripartiremo a un'epoca pre-Covid probabilmente, dove ci saranno delle detrazioni importanti, che è l'unica mossa secondo me intelligente dove si può incentivare sia la parte edilizia che l'utilizzo di questa capienza. Comunque per chiarire ai nostri telespettatori, quando parliamo anche in senso stretto di welfare aziendale, è l'azienda che dà dei benefici al lavoratore, a tutti i lavoratori, perché non può dare a un lavoratore sì e uno no, quindi se lo fa a tutti, minimo a tutte le categorie specifiche, e che può essere, non so, l'assicurazione medica o i buoni pasto o tante altre cose che riguardano il tempo libero eccetera, che sono i buoni benzina, esatto, che possono fare. E questo è un lavoro che anche lei, come presidente di una categoria che è quella dei costruttori edili, da divulgare e far conoscere a tutte le aziende, perché sono conosciuti ma non così compresi. Diciamo che sul contratto edile questo è un passo che è coperto dalla cassa edile e quindi da questo ente bilaterale che è condiviso al 50% con i sindacati, che già da anni lavora su questa tutela di welfare. È molto centralizzata,
come struttura, però ha sempre dato una mano agli operai. È nata per i periodi quando pioveva molto, in realtà ultimamente tra l'altro sta piovendo molto, sta piovendo adesso da noi. Può essere utile perché comunque l'operaio ha sempre una forma di retribuzione anche quando sta a casa. Questo è importante. Per chiudere un po' con l'azienda che lei rappresenta per la categoria, c'è un prossimo passo, un prossimo obiettivo che vi ponete che per un'ulteriore crescita nel breve? O un consolidamento di qualche cosa? Ovviamente sì, crediamo che il business futuro sia soprattutto sulla manutenzione di quello che già abbiamo, perché in Italia abbiamo tante strutture storiche, tante città che hanno bisogno di essere mantenute. Il nostro business è sugli acquedotti, fognature, e anche lì sono manutenzioni che devono essere continuamente fatte. E sono fondamentali per quando si diceva i periodi di siccità e i periodi di grande piovosità, che sono i danni principali, no, nei nostri centri abitati. Io credo che il business del futuro sia non tanto sulla costruzione del nuovo, ma sulla manutenzione di quelle reti e di quelle strutture anche abitative che già abbiamo. Poi bisogna farci un bel punto di domanda su quei vani che magari non sono più utilizzati, vani enormi, anche industriali, anche in centri storici, che secondo me vanno rivalutati con stazioni di coworking e anche coabitative, oppure le silver house tanto famose, andando a riconvertire le vecchie caserme o altri tipi di strutture in qualcosa di utile, soprattutto per gli abitanti futuri che saremo noi fra un po' di anni. Chiaro, qua apriamo un altro capitolo, non abbiamo tempo di affrontarlo, magari ne parleremo in un'altra circostanza. Allora, Alessandro Gelotto, grazie di essere stato qui con noi, di averci aperto le porte della sua realtà, della vostra realtà, che comunque è molto utile perché incoraggia a crescere, a sperare, a vedere avanti. Insomma, ci sono molti che ce la fanno, altri che purtroppo non aprono le proprie menti e non riescono a superare le criticità della crescita, che abbiamo visto sono tante, però con grande apertura mentale, grande elasticità ci si riesce, no? E questa è un'ottima prospettiva. Grazie cari telespettatori, vi lascio la pubblicità, poi noi ci rivediamo.